discorso dell'Adidas. Sì, che non piglia un euro, quindi Esatto. fondamentalmente detto proprio... Esatto. Non hai pensato al fatto che in qualche modo stai correndo, non dico un rischio, vabbè, perché magari no, però, cioè, nel senso, io probabilmente mi sarei inventato un'altra, cioè non è paura che l'Adidas veramente... Io vi saluto, è stato Anzi, bello. cambiamo domanda, effettivamente mi rendo conto che questa potrebbe... No, ci ho pensato. Ci sono dei precedenti, per esempio? Che io sappia no, non mi sono neanche informato come nel mio stile. Improvvisato. Ognuno è fedele, sai, a quello stile lì. Però dico anche una cosa, che in realtà qua il nome Adidas è utilizzato appunto come quasi, non dico omaggio comunque, ma come riferimento a qualcosa di un capo che comunque è pop, iconico, che è entrato comunque nel... Quindi sai, è un po' come la Coca-Cola, quei marchi che comunque sono nell'immaginario collettivo. Come Vasco Rossi, bevi la Coca-Cola, mancherebbe che gli facessero storia. Certo. Quindi anche in questo caso, alla fine l'Adidas, che poi ci fa subito pensare riferimento alle tre strisce, siamo lì. E quasi, cioè, è un marchio iconico e quindi il mio è più un omaggio, cioè io non sto, capito, non sto abusando. No, ma questo è chiaro, per me, cioè, ma per chiunque penso che sia immediato. Per questo un po', cioè per questo fondamentalmente ho pensato anche, no, potrebbe essere, però poi mi sono detto, ma in realtà non sto facendo niente se non rendere quasi omaggio e diciamo, cavolo, Adidas, io sono un vostro fan, sto facendo pubblicità. Cioè, certo, se l'Adidas volesse partecipare a questo crowdfunding, beh, guarda, dal 12 giugno, insomma, ricordiamolo, esatto. Manderei una mail magari all'Adidas Corporation. Ci penso. Se vuoi aiutarmi nella compilazione per non fare qualche gaff. Totò e De Filippo, finisce così.